Rivas. Buongiorno Italia, benvenuto nel sabato delle recensioni. Mannaggia, aiuto, aiuto, oggi abbiamo una cosa pesantissima. Cos'è? Mi direi tu cos'è? Cos'è? Andiamo a vedere, dai, andiamo a vedere. Esatto Italia, benvenuto nel sabato delle recensioni. Sì, hai indovinato bene, si tratta di un frigorifero. Questo è un frigorifero da utilizzare principalmente per campeggio, camper, roulotte, spostamenti in auto. Questo perché? Questo frighetto, sì, ok, è vero, ha la sua presa 220 in modo tale da poter essere utilizzato tranquillamente a casa, no? Però dispone anche di un cavo con presa accendisigari 12/24 volt, quindi per cui lo puoi utilizzare tranquillamente all'interno del camper, ma anche addirittura in un'automobile. Il funzionamento è molto semplice, ti basta tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante di accensione e spegnimento. Nel suo bel pannellino che vedi qui davanti hai dei pulsantini più e il meno. Il più serve a aumentare il freddo e il meno serve a diminuirlo. Se poi vuoi tenerlo premuto a lungo, diciamo, lui si muove molto più velocemente con un intervallo di 4 gradi centigradi. Se tu vai a vedere poi in stato di funzionamento c'è questo pulsantino set che serve a cambiare tra la modalità a massime prestazioni e la modalità a risparmio energetico. Tieni conto che stiamo parlando comunque di un frigo a compressore, quindi anche in ambienti abbastanza estremi, no? Abbiamo visto anche nella recensione precedente, riusciamo a raggiungere temperature di meno 18 gradi. Difatti la sua fascia va dai più 10 ai meno 18. Questo è senz'altro molto utile anche come frigo di scorta per chi ha i trivalenti. Io ad esempio in questo nuovo camper ho montato un super frigo trivalente che però non ho ancora provato nel periodo estivo, quello proprio strong, no? 6 giugno, luglio, no? Che c'è qua da noi, soprattutto in Veneto, no? Perché devi sapere che i frighi trivalenti, quando c'è un'eccessiva temperatura e soprattutto un'eccessiva umidità, non riescono purtroppo a rendere. Possono essere buoni, possono essere areati con le ventoline di dissipazione, tutto quello che vuoi, ma purtroppo calano di prestazione in una maniera pazzesca. Quindi per cui io ad esempio mi muoverò con questo frighetto appoggiato nel lettino dietro come frigo di scorta, proprio per quei 2 mesi più difficili dell'anno, in modo tale da avere la roba sempre ghiacciata anche nei periodi proprio strong. Questo frigo ha anche una modalità di protezione dell'alimentazione a 3 livelli, alta, media e bassa, per proteggere la batteria dell'auto o del camper. Consigliano di impostare un livello elevato quando si collega il frigo alla batteria dell'auto, mentre un livello medio-basso quando si utilizza un'altra batteria. Quindi per cui nei camper dove solitamente si utilizzano delle batterie a scarica lenta per i servizi, ovviamente non la batteria motore, si consiglia di mettere la protezione medio-bassa in modo tale che ci sia anche un minor assorbimento di corrente, perché tu sai che le batterie soprattutto quelle a scarica lenta soffrono quando vengono scaricate troppo velocemente, quindi gli accorci la vita alla batteria. In questo modo, con questa protezione, tu puoi utilizzarlo tranquillamente anche se il frigo è collegato alla presa 12 volt dei servizi, ossia della batteria servizi, ossia non della batteria motore. Questo simpatico frighetto è disponibile su Amazon in 2 versioni, la 40 litri e la 50 litri. Quello che abbiamo qui noi da recensire è il 50 litri, non è neanche esageratamente pesante. Tieni conto che tutta la confezione, ossia lo scatolone, il frigo, i manuali, i cavi e degli accessori, hanno un peso di 20,8 kg, quindi tieni conto il frigo peserà sotto i 20 kg. È un dispositivo anche abbastanza silenzioso, tieni conto che il suo rumore sta sotto i 40 decibel, il che significa che col motore acceso dell'auto o del camper neanche lo senti. Ah, hai visto che bel cavetto che hanno messo? Quello lì con la presa accendisigari, pensa, quello lì è 2,5 metri, quindi te lo puoi mettere tranquillamente dove vuoi.
Sì, Shingano, sì, compatto sì, ma quanto è lungo? Vediamo subito. Allora, per non saperne leggere né scrivere, ci prendiamo il metro. Ti dirò, caro ragazzo, come lunghezza siamo circa sui 56 cm, larghezza 32, arrotondo per eccesso, e altezza 54. Sì, lo so, te sarei interessato alla capienza, ossia a quanta roba ci sta dentro, perché mi dirai sì, ok, 50 litri, ma cosa vuol dire? Allora, innanzitutto, prima di provare a stiparci la roba, vediamo un attimo le misure. Ci abbiamo un bel ripiano fondo che ci sta dentro praticamente quasi il braccio di Shingano. Comunque, precisamente quasi il braccio di Shingano significa 48 cm per una lunghezza di 32 cm e una larghezza di 27 cm. Attenzione che stiamo parlando solo del vano, diciamo quello più profondo, bottiglie, perché poi c'è un altro spazietto dove mettere la roba, e questo mi misura 12,5 cm per 27-28 cm e 30 cm di profondità. Proviamo subito la capienza. Tac. Una spremuta d'arancia, un'altra spremuta d'arancia, una bozza di rosso perché altrimenti siamo troppo genuini. Ok, dai, anche una bozza di prosecco, un cartone di succo, un bel sacchettone di patate, la peperonata congelata che ha fatto la nonna, un cartone di latte, una bottiglia d'acqua da 2 litri, 2 bottiglie d'acqua da 2 litri, 3 bottiglie d'acqua da 2 litri, sta gran bella porzione di pasta e fagioli, anzi no, mettiamoci anche la vellutata di zucca, e i tortelloni, no? Vuoi non mettere i tortelloni? E la maionese, e la salsa cinese, e una vasca di pasta avanzata, e il ketchup, e una vaschetta di lenticchie. Oh niente, io ho finito la roba in frigo, vediamo cosa è successo. Oh niente Italia, io ho messo tutto quello che avevo e ci avanza ancora spazio, guarda. Quindi come capacità non sottovalutarlo, tenendo conto che ti butta sotto di 18 gradi, Bene Italia, visto l'abbiamo visto, adesso credo sia giunta l'ora di provarlo. Esatto, sì, mi farà compagnia il mio fedele termometrino da frigo che ho utilizzato per varie cose, per varie recensioni, dai guanti riscaldati ai frigoriferi, e attualmente lo stavo usando nel mio frigo. Proseguiamo con il test. Allora, la temperatura esteriore è anche abbastanza bassetta, oggi è una giornata fresca, abbiamo 20,4 gradi. Bene, quindi per iniziare il test io direi ci mettiamo innanzitutto una bottiglia d'acqua qua nello scomparto per le bottiglie d'acqua, dentro il termometro che è 20,2, chiudo, ci attacco la sua alimentazione. Il battery protection, come puoi vedere, l'ho messo su high, ossia alto. Ok, si è acceso il pannellino, molto simpatico. Sono le 12:50, sta lampeggiando qui, non riesco a capire cos'è, un touch, no? Ah ok, bisogna tenere premuto l'on per accenderlo, max o eco, fammi vedere, eco, quindi no, lucetta gialla era su max, eccola qui come avevamo detto, e i gradi meno, mettiamolo già a meno 18, meno 20. Eccola, vai. Quindi ricordiamoci Italia, adesso sono le 12:50, c'erano 20,3 gradi interni al frigo e vediamo dopo a quanto arriviamo. Ore 13:43, siamo già a meno 10 indicati. Io aspetterei ancora e dopo vediamo. Vediamo anche la differenza tra il misuratore di temperatura integrato del frigo e quello che uso io per fare le mie recensioni o che uso nel frigo. Tieni conto però, quello che ho preso io costa 2 euro, preso su Amazon, quindi non so quanta precisione ci si può dare, però ho visto che bene o male si avvicina al termostato del camper, hai capito? Quando il camper mi segna dai 20 ai 21 gradi, anche quel termometrino lì mi segna dai 20 ai 21, quindi dovremmo esserci. È comunque un termometro da frigo, quindi dovrebbero essere più affidabili alle basse temperature. Ore 15 e 18, qui mi segna meno 18 gradi dal suo pannellino, vediamo dentro quant'è, meno 10,6 dal mio termometro,
e l'acqua non è ancora diventata ghiaccio, è bella ghiacciata ma non è ghiaccio. Bene Italia, questi sono i risultati, semplicemente né più né meno. Ti ho dato gli orari, la temperatura interna misurata all'inizio e alla fine. Diciamo che comunque è chiaro, da quant'è acceso? Da un paio d'ore, da 3 ore, quindi non è ancora sufficiente perché l'acqua si ghiacci, si congeli e lui raggiunga effettivamente la temperatura di meno 18 gradi. In ogni caso sì, consigliato per chi va in giro in automobile, per chi dovesse aver rotto il frigo del camper, allora toglie via il frigo, mette questo qua che è decisamente più economico, e per chi come me ha la necessità o il desiderio di avere un secondo frigo per le emergenze, ossia per i periodi di caldo troppo impegnativi per i normali frighi trivalenti. Da Singano è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Per qualsiasi altra domanda in merito al frigo scrivi pure qui nei commenti e vedremo poi nei prossimi video di testarlo al meglio, soprattutto quando arriverà l'estate, perché lì sì veramente lo testeremo di brutto. Eccolo. Oh, crazy, all of you you understand, please hold me. I love you like Fontaine and Belmondo. Vai, sigari!